Ciao a tutti, sono Elena Callegaro, lavoro in Veneto Ricerca dal 2013. L'anno successivo sono diventata team leader inbound. Il nostro servizio di inbound permette di affidare la gestione dell'assistenza clienti a un team specializzato. Ciao, io sono Roberta Berni, lavoro in Veneto Ricerche dal 2013 e sono il team leader del settore outbound. Mi occupo di gestire tutte le attività di customer satisfaction, di follow-up preventivi e telemarketing. Essere team leader significa essere responsabile della gestione operativa e del raggiungimento dei risultati. Questo ruolo mi permette di gestire il tempo, il lavoro in generale e mi dà la possibilità di prendere delle decisioni. Nel mio caso significa saper ascoltare, essere positivi, energici, generosi, essere in grado di trasformare con il team gli obiettivi in risultati, e dialogare per trasferire l'informazione al meglio e soprattutto mi piace perché non è un lavoro statico e quindi non ci si annoia. Gli elementi per un'assistenza adeguata inbound sono il lavoro di squadra innanzitutto, dato che si lavora in team, sono la capacità di adattarsi velocemente ai nuovi processi, ai cambiamenti, alle novità e una sorta di flessibilità mentale, nel senso che io seguo le procedure, la prassi che mi è stata data, concordata con il cliente, ma do anche un valore aggiunto, do degli input e delle segnalazioni che possono essere utili per la gestione totale del cliente, del lavoro. Dunque, nel caso dell'outbound è necessaria la capacità di ascolto che deve essere attiva ed attenta, soprattutto perché andiamo a cogliere le sfumature più recondite che il cliente ci riferisce. Dobbiamo essere estroversi, empatici, capire immediatamente qual è il nocciolo del problema ed essere anche attivi per mantenere il colloquio appunto con attenzione da parte del cliente. L'importante è avere una minima conoscenza informatica. In quest'ultimo anno è cambiata la relazione tra il team e la squadra, quindi il proprio team. È mancato a causa dello smart working il confronto diretto, il supporto faccia a faccia, nel senso vieni qui un attimo, aiutami a gestire questa problematica, ma abbiamo cercato di compensare queste mancanze con le video call, le chat e la tecnologia un po' in generale. Questo periodo mi ha anche confermato la fiducia che avevo nel mio team. Nel mio caso la gestione del team che avviene con il remote working attraverso lo smart working, dove le persone appunto lavorano per obiettivi in autonomia, ha messo il team leader in una situazione dove si deve appunto confrontare con la comunicazione. Questo è un processo molto complesso e dinamico che può incorrere in incomprensioni, soprattutto in questo momento in cui siamo in assenza di paraverbali. La prima cosa che necessito di fare con il mio team nel momento in cui finalmente ci rivedremo dopo questi mesi sarà un confronto diretto, un aggiornamento e un capire come abbiamo vissuto questo periodo particolare. E con il mio team invece mi piacerebbe fare il primo incontro all'aperto in un giardino per poter conversare tranquillamente e fare il punto della situazione dopo tutti questi mesi. E aggiungo, cosa fondamentale e necessaria, è tutti assieme un aperitivo. Una bellissima idea, Elena, guarda, ci uniremo a voi con molto molto piacere. Roby, Elena, salutiamo. salutiamo. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, ciao ciao. Ciao ciao.